Signori, cari bambini, buon pomeriggio e benvenuti in casa Lidia Togni. Oggi è una giornata speciale, è una giornata meravigliosa dedicata a tutti voi bambini delle parrocchie che siete venuti qui, ospiti del circo Lidia Togni, in questa meravigliosa giornata voluta espressamente dall'avvocato Gianluca Marino e dalle associazioni del comune di Crotone. La magia dello spettacolo Lidia Togni, un momento solidale per i bambini delle parrocchie della città di Crotone. Un evento benefico voluto dall'Associazione Amici del Circo in collaborazione con le chiese cittadine. Abbiamo la possibilità di regalarci 2 ore di divertimento. Ed è una cosa molto importante. La cosa molto importante è anche quella che ho visto dei bambini veramente felici. Questo ci dà tantissimo orgoglio e piacere. Oggi per noi è uno spettacolo importantissimo perché ci emoziona di più dei spettacoli soliti che siamo abituati a fare. La cosa molto bella è che siamo riusciti a sposare un po' in piccola parte i piccoli problemi che ci sono in città, tramite la conoscenza delle parrocchie, gli assessori e dell'avvocato Gianluca, che è stato fondamentale di riuscire a farci conoscere, fa da tramite fra il circo e la città. Cosa vedremo oggi? Oggi vedremo uno spettacolo tradizionale di circo con dei numeri che hanno partecipato al Festival Internazionale di Montecarlo, fra cui la cavalleria di Vinicio Togni, appunto, che ha vinto un clown d'argento, e poi i leoni bianchi, appunto sempre provenienti da Montecarlo. Uno spettacolo solidale per i bambini? Sì, sempre, in ogni città dove andiamo noi ospitiamo una giornata dedicata interamente a famiglie bisognose, disabili e quant'altro, a titolo meramente gratuito. La mano, questa qua, avevo il compito di salutare questo meraviglioso pubblico. Il gioco è sempre quello: stringo la mano, apre la bocca, lascia il fluido. Adesso con tutta la sua dolcezza guardi avanti, saluta. Ciao! Ha bisogno di un esorcista? No!